noi San Sebastiano è tutto e quest'anno la viviamo in maniera più accesa perché saltare 4 processioni è stato veramente pesante. In questo momento onestamente mi stanno passando le 4 processioni che non abbiamo potuto fare, i momenti di tristezza, i periodi di Covid che abbiamo vissuto, quindi quest'anno siamo veramente carichi e non vediamo l'ora di portarli in spalla. San Sebastiano per noi ce l'abbiamo nel sangue, è qualcosa di particolare, è il patrono del paese, siamo tutti abbastanza devoti, ci teniamo tantissimo ed è qualcosa veramente di particolare e straordinario. Cosa rappresenta San Sebastiano per voi? Per la cittadinanza è un'istituzione, una cosa, la figura più rappresentativa che ci possa essere per il paese, la cittadinanza tutta. Per me personalmente sono un devoto, come tanti altri, non mi viene neanche il termine esatto da poter dire. Comunque è sempre un'istituzione che governa il paese e dà a tutti una indicazione anche di vita e percorso da seguire in tutto il percorso di vita di ogni paesano, diciamo, di ogni concittadino che vive e conosce le tradizioni, la festa in sé tutto. Cosa rappresenta San Sebastiano per lei? Tutto. La festa del protettore che viene fatta il giorno del protettore, il giorno 20 gennaio, però per quanto riguarda i forestieri, prima si faceva il 22 agosto, adesso si fa il 18 agosto, è stata anticipata proprio per i forestieri, per le persone migranti, perché Mistretta è un paese troppo emigrante. La gioia, la rinascita. Cosa prova quando pensa a questo grande santo? È una gioia indescrivibile, poi 2 anni, tutti i problemi che ci sono stati, adesso per noi speriamo che c'è la rinascita in tutto per il nostro piccolo paesino, speriamo che San Sebastiano ci aiuti anche in questo. Per un mistrettese è il tutto San Sebastiano, tutto gira intorno a San Sebastiano. Il mistrettese nasce con San Sebastiano e per San Sebastiano. E dopo la messa ci sarà la classica processione per le vie del paese, c'è un percorso prestabilito. Speriamo che tutto vada bene e buona festa a tutti. Ci saranno due vare? Sì, sono 2 vare, una che rappresenta l'immagine di San Sebastiano e un'altra che porta la reliquia del santo. Per me è un ritorno alla normalità, nel senso che si ricomincia dopo la pausa della pandemia, si ricomincia a vivere i momenti solenni come questo. La popolazione è molto devota al santo protettore San Sebastiano, per cui questo ritorno alla normalità è un fatto importante. D'altra parte la partecipazione della gente presente è una dimostrazione che questo era una cosa importante che si sentiva ed è giusto che si realizzi. Sindaco, un giorno che definire importante è poco. Cosa rappresenta questo giorno? Dopo 2 anni finalmente siamo oggi qui tutti insieme con una grande folla, con una grande partecipazione di pubblico, di cittadini mistrettesi e non mistrettesi a festeggiare San Sebastiano. È un momento anche emozionante per tutti noi perché la festa di San Sebastiano è una festa coinvolgente sia nella fede sia nel folklore, per cui siamo qui ansiosi di partecipare a questo evento. Quando vede gli occhi di un mistrettese in questa giornata, come li vede? Ma gli occhi dei mistrettesi, a cominciare da quelli del sottoscritto, sono umidi e di commozione. Appena lei più tardi vedrà e riprenderà i cittadini che corrono dietro la vara, potrà constatare quanta emozione e commozione c'è in quanti seguono la processione.
Per noi mistrettesi è una grande emozione, viviamo questa festa con tanto pathos, tanta gioia, tanto piacere di viverla. È 2 anni che non abbiamo questa processione, quindi quest'anno veramente l'aspettiamo con ansia. Certo, per chi viene da fuori il bello è tutto coreografia, è tutto molto entusiasmante. Noi la viviamo anche con un poco di più religiosità, un poco di più emozione ovviamente, come tutti del resto. Perché quando poi arriva
Cosa si prova in questi momenti? Tanta cosa a dire questa volta. Tanta cosa a dire. Emozione. In questi momenti cosa si prova? Un po' di stanchezza, un po' di tutto. Nient'altro. Cosa rappresenta San Sebastiano per lei? Per noi è la fede che abbiamo nel nostro cuore. Grazie. Ed in diretta da Mistretta per questo speciale momento festeggiamenti in onore di San Sebastiano, il passaggio delle reliquie del santo. Il grande applauso. In diretta sulla pagina di Bella Sicilia, cosa si prova in questo momento? Un'emozione indescrivibile. Un'emozione indescrivibile. Una festa, un momento particolarmente atteso dopo qualche anno di fermo. Cosa c'è nei vostri cuori? C'è tutto. Un'emozione. Un'emozione indescrivibile, un'emozione grande, difficile da spiegare. Non si può spiegare, se non si è portante, non si è mistrattese, non si può spiegare. Grazie. Ed ora siamo fermi qui. Nel frattempo viene distribuita l'acqua per regalare un po' di refrigerio ai portatori che hanno attraversato alcune vie del centro di Mistretta. A Puma Vanni!